Stasera si è giocato il match del 20 dicembre qui al San Bapolis di Trento per la gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile tra la Delta Despar e la Unet Work Busto Arsizio. Alla luce dei recuperi effettuati nel fine girone d'andata, vede Trento occupare la sesta posizione in classifica alla fine appunto del girone d'andata, mentre Busto deve ancora recuperare una partita contro Casalmaggiore. Solo una vittoria a 3 punti permetterebbe di raggiungere l'ottavo posto ai quarti di Coppa Italia. Da quando c'è stato il cambio della guardia del 5 dicembre, dopo la bolla di Champions, il tecnico Fenoglio e la società di Bustock hanno diviso le loro strade e è stata promozione a Marco Musso da secondo a primo allenatore. Nel 2021 un rollino di marcia impressionante, 5 vittorie su 5 incontri disputata che l'ha portata al quinto posto in classifica. Sesta vittoria con quella di stasera. Ancora problemi di organico in casa gialloblu con l'assenza di Piani, mentre nella squadra ospite non ci sono da registrare assenze. Partita a senso unico con partenza sprint di Busto 1-8, 6-16, 12-21, 14-25 l'andamento del primo set, più combattuti gli altri due, con Trento che mette anche il naso avanti nelle prime fasi, ma dalla metà del set in poi è un monologo della Unet Work. 7-8, 12-16, 13-21, 16-25 il secondo set, 7-8, 13-16, 16-21, 19-25 il terzo. Da apprezzare l'ingresso di Pizzolato nel terzo set che si è estinto con 5 su 6 in attacco, un muro e un ace, mentre l'MVP è Olivotto, Trentina Doc con 6 su 7 in attacco e 3 muri per la Unet e Work Busto Arsizio. Siamo in un bellissimo periodo, siamo molto concrete in campo, esprimiamo secondo me un bel gioco, una bella pallavolo e siamo molto contente per questi altri 3 punti che ci fanno salire in classifica, quindi sono molto contenta.